di inizio per questi secondi 20 minuti di gioco, ultimi 20 minuti di gioco della serata, per fortuna. Un po' di vin brûlé qui sopra, grazie. Invece inizia applicato alle maglie nere, calzoncini bianchi delle follie. Il vantaggio per 1-0. Ci prova Muratai direttamente dal dischetto di centrocampo, pallone lontano dalla porta, difesa da Alberto Tieppo. Il Portico che riparte dalle retrovie, dai piedi di Stefano Peruzzo, il pallone in avanti cercare Alan Brustolin, pallone troppo in profondità da parte di Stefano Peruzzo, irraggiungibile per il numero 14 in maglia azzurra, messa in gioco già battuta con Muratai che riceve palla sulla corsia centrale del campo. Ora a cambiare sulla destra per Pellicer, il siluro di Pellicer, siluro terra aria da parte del numero 5, il capitano in maglia nera, pallone che si stampa sul 7, perfetto. Poi Pellicer sul tentativo di ribattuta, con il pallone chiuso in corner da parte di un giocatore in maglia azzurra. Ancora in possesso palla la formazione in maglia nera delle follie con Muratai, le cambie di gioco sulla sinistra per Trevisan, ancora centralmente Muratai, ancora Pellicer, prova ad avanzare Pellicer, il servizio per Muratai attaccato da Brustolin, costretto al retropassaggio, passaggio difensivo da parte della formazione delle follie. Memedoschi per Pellicer, ancora Memedoschi, il suo tiro, il risbalzo che stava per innannare l'estremo difensore dell'Osteria, al Portico, costruzione in Caon, nel due tempi riesce comunque a far sulla sfera Alberto Tieppo, la rilancia in avanti, viene intercettata ancora una volta da Alex Pellicer, uno dei migliori in campo per il momento, il numero 5 in maglia nera. Muratai, l'apertura sulla sinistra, pallone intercettato di testa, chiama in uscita il pallone a sé Alberto Tieppo, il rilancio in avanti da parte di Lorello in una zona di campo dove non ci sono compagni di squadra. C'è Michele Guglielmini all'estremo difensore, le follie rimettere in gioco la sfera, ancora Pellicer, il capitano in maglia nera, dopo centrale per Memedoschi prova a far proseguire il numero 13 Federico Trevisan sul binario di sinistra, pallone troppo lungo e irraggiungibile per Trevisan, quindi rimessa in gioco a favore dell'Osteria al Portico. Brustolin servito da Rostellato, ancora Brustolin, una serie di finte, riesce ad eludere l'intervento di due avversari, poi scarica all'indietro il sinistro provato da Rostellato, occasione quasi da dimenticare per il numero 15 in maglia azzurra, pallone lontanissimo dalla porta delle follie. Guglielmin per formazione di maglia nera, il tocco di Muratai per Pellicer, ancora restituire palla al numero 10, la sventagliata sulla sinistra per Trevisan, riesce a tenere in campo il pallone Trevisan, c'è il tocco da parte di Alessandro Lorello a chiudere l'avanzata delle follie in fallo laterale. Zanotto, l'apertura sulla destra per la corrente Pellicer, ancora in profondità per Zanotto, anticipo da parte di Marco Zanotto sull'uscita di Alberto Tieppo, il raddoppio da parte della formazione delle follie, anche Marco Zanotto quindi ad aggiungersi sul taccuino dei marcatori per questo incontro. Situazione che si complica ulteriormente per l'Osteria al Portico, già costretta almeno a pareggiare per sperare nel passaggio del turno. Ora Osteria al Portico chiusa in fallo laterale, l'avanzata da parte di Federico Bezzaro, messa in gioco, pallone al centro del direttore di gara che vede un'irregolarità probabilmente commessa il giocatore Zappellone. Calcio di punizione già battuto con Pellicer che manovra,
centralmente per Memedowski, prova ad avanzare Memedowski, il servizio per Zanotto, Muratai recupera palla, ancora Memedowski per il numero 10, carica il destro direttamente sul corpo di Rostellato, Brustolin in avanti per il controllo di Vezzaro, ancora Vezzaro a lottare contro Pellizzer, alla meglio la formazione in maglia nera che ora esce dalla propria retroguardia con il servizio di Muratai per Zanotto, Zanotto carica il suo destro, pallone che ribalza davanti ad Alberto Tieppo che si fa trovare pronto all'appuntamento e chiudere il pallone in fallo laterale. Trevisan prova lo scambio, Trevisan c'è una rimessa in gioco a favore della Follie con Muratai, il servizio per Pellizzer, centralmente per l'autore della prima rete delle maglie nere, Daniele Peruzzo che non riesce ad arrivare sul pallone, Lorello per l'Osteria della Parte, il controllo di Zarpellone approssimativo, ne approfitta la formazione in maglia nera con Zan Peruzzo. Il tocco di Muratai per Zanotto, la finta di Zanotto ad eludere l'intervento di un avversario, poi il servizio per Peruzzo, l'uscita dai pali spericolata da parte di Alberto Tieppo che riesce a scardinare il pallone dai piedi di un avversario. Ancora Tieppo chiamato all'intervento senza troppi complimenti ad ammazzare una persiana. Alberto Tieppo a mettere il pallone in fallo laterale. Adesso gioco di Pellizzer per Trevisan, ancora Pellizzer a ricevere palla sulla fascia destra, sul fronte offensivo della formazione delle Follie, il pallone messo nel mezzo dove non ci sono maglie nere, c'è l'anticipo da parte di Brustolin, poi il ritorno da parte di Zanotto. Calcio di punizione assegnato alle maglie nere delle Follie. Ora fa il servizio sulla destra per Peruzzo, centralmente Zanotto a ricevere palla, prova a girarsi Zanotto, Muratai in profondità a servire Trevisan, ancora all'indietro per il numero 10 Muratai. Il controllo della sfera, prova la battuta a rete, Muratai con qualche difficoltà Tieppo riesce ad intervenire sulla sfera, poi il fallo commesso in attacco da parte di Marco Zanotto, il fallo già battuto, poi ancora Muratai a commettere fallo ai danni questa volta di Brustolin. Calcio di punizione già battuto con Brustolin, si gira il numero 14 la sua conclusione, raso a terra. Il pallone che termina fuori di un paio di metri alla sinistra di Guglielmin. Il servizio di Guglielmin in avanti sulla sinistra per Zanotto, il colpo di tacco può proseguire Trevisan, palla in mezzo, poi il controllo da parte del numero 8 in maglia azzurra, spiccia un po' col pallone, poi direttore di gara che ravvede un'irregolarità da parte del numero 6 Daniele Peruzzo, e il calcio di punizione battuto dalla formazione in maglia azzurra dell'Osteria del Portico. All'indietro il pallone per Tieppo, il lancio in avanti di Stefano Peruzzo, viene intercettato Muratai, palla al piede, Muratai per via centrali, la conclusione, Tieppo in qualche modo gli stava sfuggendo il pallone di mano all'estremo difensore dell'Osteria del Portico Costruzioni Cremona, poi in qualche modo riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il corner battuto fuori per Pellizzer, prova a mettere in mezzo il pallone, chiuso in fallo laterale dall'opposto numero 5 Alberto Zarpellone, rimessa in gioco a favore della promozione delle Follie, la palla riconquistata per un attimo proprio dal numero 5 Alberto Zarpellone, si allunga troppo la sfera Zarpellone, Pellizzer, Zanotto ancora Pellizzer a manovrare sulla tre di campo offensiva per le Follie, palla riconquistata però dal Portico, suggerimento in profondità provato da Lorello, riesce in qualche modo a mettere fuori il pallone dal tavolo di gioco Memedowski, a bloccare l'avanzata degli azzurri. Messa in gioco di Stefano Peruzzo,
indietro per Rostellato, servizio centrale per Brustolin, attaccato da Memedowski, ancora Brustolin, poi Zarpellon. Calcio di posizione intanto decretato dal direttore di gara Simeoni per un fallo commesso ai danni di Brustolin. Occasionissima per accorciare le distanze da parte della formazione di maglia azzurra dell'Osteria al Portico, costruzioni Caon. Calcio di posizione 3 metri circa fuori l'area di rigore delle Follie. Vediamo che soluzione adotteranno i giocatori del Portico. Rostellato, la conclusione a giro sul palo basso alla destra di Michele Guglielmin, conclusione forte e precisa che si insacca alla destra dell'estremo difensore delle Follie, accorcia quindi le distanze. L'Osteria del Portico, costruzioni Caon, riapre anche quindi le sorti dell'incontro e le sorti del girone. 2-1 quindi il risultato, accorcia lo svantaggio la formazione in maglia azzurra. Vediamoci in avanti, prova a proseguire da meta per Trevisan, la palla riconquistata per un istante dalla formazione in maglia azzurra, l'uscita da parte di Guglielmin, attaccato in maniera irregolare dal numero 14 Brustolin. È battuto proprio da Guglielmin per Trevisan, l'apertura sulla destra per Pellizzer, troppo lungo il suggerimento da parte del numero 13 in maglia nera, rimessa in gioco a favore dell'Osteria al Portico, costruzioni Caon, il tocco in profondità per Brustolin, la conclusione di Brustolin. Provvidenziale l'intervento difensivo da parte di D'Amento, che riesce a toccare in corner l'avanzata dell'Osteria al Portico. L'Osteria al Portico che ora prende coraggio, ci crede a raggiungere il pareggio, il pallone nel mezzo, sbuca la testa il numero 20 Lorello, credo, l'ultimo tocco quel pallone che termina direttamente sul fondo. Il rilancio in avanti da parte di Guglielmin, la testa provata da Zanotto, ma fallo commesso dal numero 7. Calcio di punizione quindi a favore dell'Osteria al Portico, costruzioni Caon, fa rettificare la posizione di battuta, territorio di Gare Simeoni. Rostellato, lo scambio con Stefano Peruzzo, l'apertura sulla sinistra, prova ad avanzare Zarpellone, pallone nel mucchio, c'è un anticipo da parte di una maglia nera, poi il servizio in avanti, Brustolin salva tutto, Memedowski in qualche maniera riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore, l'ha rimesso in gioco fuori dell'Osteria al Portico con Peruzzo, all'indietro per Rostellato, carica il sinistro, pallone che non scende, pallone che viaggia dritto sopra la traversa. Follie, l'ha rimesso in gioco Michele Guglielmin. Cinque 6 minuti al termine di questo incontro con Follie che si riaffacciano dalle parti di Alberto Tieppo, il pallone che sorvola abbondantemente la traversa, poi partire dalle retrovie, l'Osteria del Portico con Stefano Peruzzo in avanti a cercare Bezzaro, l'anticipo di Memedowski per Muratai, c'è a sua volta l'anticipo di Bezzaro, il servizio per Brustolin, prova ad andare sulla sinistra Brustolin, attaccato da due avversari, scalica all'indietro per Nicola Rostellato, il servizio poi per la conclusione provata da Peruzzo.
allontana la retroguardia in maglia nera, poi è proprio Stefano Peruzzo ad alleggerire all'indietro per le mani di Alberto Pieppo. In avanti il cambio di campo, squadre allungatissime, Brustolin prova da centrarsi al servizio per Zarpellon, la traversa a Dirredino al numero 5 in maglia azzurra, altra occasionissima per la formazione in maglia azzurra per sistemare le sorti dell'incontro. Rostellato, l'apertura sulla destra per Peruzzo, in avanti il pallone intercettato da Memedoschi, poi Muratai, Zanotto aspetta l'arrivo di un compagno di squadra, riesce ad evitare l'intervento di un avversario, servizio di Zanotto per Trevisan, D'Amico attaccato da Lorello che gli ruba il pallone, poi Lorello prova ad immolarsi sulla destra, il fallo come solitamente già battuta la posizione con Brustolin, il tocco beffardo da terno da parte di Marco Zanotto, calcio di punizione assegnato alla formazione in maglia azzurra dell'Osteria alla Portego. Scambio di cortesia intanto tra Brustolin e Zanotto che non se ne mandano certo a dire. Calcio di punizione a favore quindi dell'Osteria del Portego, Costruzioni Caon. Si deve attendere il fischio del direttore di gara per la battuta di questo calcio di punizione. Posizione della barriera sistemata proprio sulla linea che delimita l'area di rigore delle Follie. Sul pallone Nicola Rostellato, vicino a lui anche Alberto Zarpellone che ora si allontana. La conclusione di Rostellato, il pareggio clamoroso da parte dell'Osteria al Portego, Costruzione Caon, due calci piazzati, due esecuzioni splendide da parte di Nicola Rostellato, da pietra personale per lui, l'incontro che si riapre quindi e riapre anche le sorti del girone intero. Lì che ora provano a ripartire per vie centrali, lo scambio Zanotto, Pellizzer, l'uscita di pali di Tieppo, ancora Zanotto in avanti in mezzo a due avversari, ancora Tieppo a chiudere ultimamente lo specchio della porta, poi Zanotto all'indietro per il controllo da parte di Muratai, porta fuori il pallone da una zona pericolosa di campo, poi il controllo impreciso da parte di Daniele Peruzzo che si porta il pallone direttamente in palla laterale, rimessa il gioco a favore dell'Osteria del Portego, Costruzioni Caon. Il lancio in avanti, il tocco intercettato, poi Pellizzer prova a toccare in avanti per Zanotto, ancora Tieppo ad uscire tempestivamente dai propri pali, messo in gioco per il Bild da parte di Tieppo, ancora lo scambio con Rostellato, poi l'apertura sulla sinistra imprecisa da parte dell'estremo difensore dell'Osteria del Portego, rimessa in gioco a favore dei neri delle Follie con Pellizzer che prova a avanzare, il tocco in profondità per Zanotto anticipato da Stefano Peruzzo, poi Vezzaro in profondità, l'anticipo da parte di Muratai in collaborazione con Memedoschi, l'apertura sulla destra per Daniele Peruzzo, prova ad avanzare attaccato da Brustolin, scarica indietro per Pellizzer in avanti, prova il triangolo con Zanotto, non si chiude per l'imprecisione del numero 7 in maglia nera, il pressing da parte di Zanotto ai danni di Lorello che riesce comunque a toccare il pallone in avanti, pallone che si spegne sul fondo con Michele Guglielmini a rimetterlo in gioco. Manuel D'Amico centralmente per Memedoschi, Pellizzer servito sulla destra, avanza centralmente per Muratai, la ragnatela di passaggi da parte dei giocatori in maglia nera con l'apertura da parte di Memedoschi per Pellizzer, centralmente Muratai attaccato da Brustolin, gli tocca lo scarpino in maniera irregolare, quindi calcio di punizione a favore dei neri delle Follie. Mezzo giro di orologio
per quel che riguarda il tempo regolamentare. Vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare secondo il direttore di gara. Fa rispettare intanto la distanza della barriera con il calcio di punizione affidato ai piedi del numero 3 Nemedowski, se non vado errato. Prova la battuta a giro Nemedowski e mette il pallone dove la mamma mette la marmellata. Pallone irraggiungibile per Alberto Tieppo, porta in vantaggio di nuovo la formazione delle Follie allo scadere proprio del tempo regolamentare. 3-2, quindi si riporta in avanti la formazione in maglia nera. Prova a riconquistare palla, anzi riconquista palla in avanti. La conclusione si allunga di nuovo, il gap riportato a +2 con tiri e ribaltamenti di fronte, e finisce anche questo secondo ed ultimo incontro della serata con Follie che ribalta il risultato proprio al termine dei minuti regolamentari. 4-2 finisce